Vola l'aeroplano, un foglio di poesia, un colpo di vento, solleva il muso in alto, improvviso l'aeroplano d'acciaio. Nonna valigia, grido, poi le bombe squassano il quartiere. Il terzo ed ultimo movimento di questa parte, di questa sezione autunno, è silenzio. Labirinto miraggio, il nulla al centro, scomposizione del reale, seduzione dell'invisibile. Ombra della sera, figura d'uomo allungata nella luce triste del tramonto, grappolo d'uva dimenticato al tralcio della vite nel tempo della vendemmia. Ascolto il silenzio dalla rocca di Populonia, lontano dalle spiagge, dai motori delle strade. La ruspice segue il volo del falco, coglie i segni del cielo per la nuova stagione. La violenza del giorno è lontana, la città cade nell'antico mistero, i sacerdoti in processione salgono all'altare per il sacrificio, nuovo sangue nutre la vita del mito. Mi lascio andare, l'acqua accarezza il nuoto leggero, sotto di me le ombre, le creature del mare, sopra di me la luce di Febo, la bellezza a portata di mano. Un'altra parte segue il concerto per Flora. Flora è il nome della ninfa Flora, che viene da molti autori assimilata a Firenze, e per questo il riferimento è alla pittura e alla primavera del Botticelli con al centro Flora. L'interpretazione è che Flora rappresenti appunto Firenze. Vorrei leggere ora il primo movimento di questo concerto per Flora, la primavera. Flora esce con lieta baldanza dal bosco, sparge rose recise raccolte nel grembo, nel volto il sorriso della rinata Fiorenza. Al suo fianco strida di donna, frasche spezzate, zefiro le gote gonfie di vento, afferra Clori, l'amata ninfa, zampilli di fiori dalla bocca. Il vento si ingorga nei pepli, li scuote, li increspa a onde in un turbinio continuo di stoffe, gremite di petali e fiori. Al centro del prato un tappeto di fiori, Venere accenna a un passo di danza, saluta un lievo gesto, l'arrivo della primavera. Riprende l'eterea danza delle grazie, Cupido sta per scoccare la freccia, bendato, un colpo e si accende il fuoco dell'amore. Mercurio nel bosco, profumato d'aranci in vesti da guerra, alza in alto il caduceo, cinto da due feroci serpenti avvinghiati. Trafigge l'ultima nube, residuo della discordia, mostra il tempo della pace. La tempesta vola via dalla città di Fiorenza, dalla terra dei Medici. C'è sempre un mescolare i tempi, no? In te c'è questo passato che riaffiora sempre, c'è il presente che si mescola e poi c'è sempre una dimensione di futuro nello stesso tempo. In ogni tua poesia io trovo questo, il riferimento a questi tre momenti temporali. È così? Sì. E infatti qui per esempio in questo concerto per Flora i tempi sono tre. Uno è dedicato, come ho detto, Primavera del Botticelli, il secondo è dedicato alle 12 tele
e che Vinicio Berti dedicò alla storia della Casa del Popolo di Peretola. All'inaugurazione, per mi sembra 150 anni di vita, regalò queste 13 tele, e pensa un po', sono oggi queste favolose tele nella pizzeria della Casa del Popolo, circondano la sala. Stupenda, straordinaria questa cosa, non lo sapevo. E quindi per me questo è da vedere, bisogna farlo sapere poi. Questo è il presente. Questo è il presente. Ma è anche il passato. Vinicio Berti descrive in queste 13 tele la storia di questo borgo, di questo paese, e quindi anche il futuro, cioè questa socialità, questa vita, questa speranza. Terzo tempo è Venere del Botticelli, e quindi questa interpretazione che nella Venere di Botticelli la terra che si vede è non tanto Cipro quanto in una delle possibili interpretazioni del quadro è la Toscana, e quindi questa dea Venere su questa nicchia viene spinta dal vento, da Zefiro, verso la foce dell'Arno per risalirlo, portare la sua bellezza e la sua ricchezza a Fiorenza, ancora alla terra dei Medici. Quindi la speranza che la bellezza torni a fiorire. Torni a fiorire. E ci sono i due momenti, c'è Fiorenza, Tosca, che sarebbe un'eroina ripresa dalle tele di Vinicio Berti, e Venere si incontrano ai piedi degli Uffizi. Sì, è veramente, tu contamini veramente tutto presente, cioè tempo e luoghi, tempi e luoghi. Senti, e questa tua vita, La vita fa rumore invece? Questo è il tuo l'ultimo libro, libro. sarà presentato mercoledì pomeriggio a Libri Liberi in via San Gallo. Ci fu un episodio nel 2013, un'ingiunzione del giudice di chiudere questa libreria, caffè libreria La Cité, per il troppo schiamazzo che veniva fatto la sera. In quel periodo Ponte Vecchio fu bloccato per la festa della Ferrari. Ecco, un centro di vita, secondo me, culturale, di sociale, cioè si chiudeva e altre cose accadevano. E mi ritrovai a partecipare al corteo di protesta di una grandissima vitalità. I giovani, quello che non sono capaci, quindi il rumore sul sagrato di Santo Spirito, i chiodi per fare cartelli, la musica che suonava la samba, tutti si muovevano a passo di samba, e i giovani, i bambini nelle carrozzine, c'era un'ape rossa, e c'era una ballerina che ballava. E poi la cosa bella è che alle finestre di San Frediano la gente che si sporgeva dalle finestre e anche impostava, e quindi una cosa di grande vitalità. Ma perché ci fu un corteo per manifestare contro questa chiusura. Per manifestare, quindi ho cercato di cogliere questo momento, e quindi in questo libro c'è questo momento del lavoro, questa grande attenzione per il lavoro dei giovani, e quindi la memoria mi riporta ad altre figure del lavoro, ad altri momenti, e come c'era una grande musica in questo corteo, in questo evento, sono ritornato a Proust, e musica il grande silenzio delle pagine di Proust. Quindi lui chiuso in questo studio foderato di sughero che chiamava l'Arca di Noè, in questo grande silenzio, quindi
Intorno a questo si chiude il libro parlando della figura di alcune figure di pittori e del silenzio di Proust, con una metafora fra quello che penso debba essere la mia poesia e queste immagini. Ci dai una lettura di una anteprima di questo tuo libro, visto che ancora non l'hai presentato? Volentieri, posso dare il senso del movimento di questo corteo, di questo incontro con la musica del con sound. I giovani. Il titolo è la prima poesia, una specie di poemetto. Libreria, caffè, silenzio, ombre sedute sugli scaffali della cité, sopra i libri della libreria, caffè, sul pianoforte, fra divani e abajur, salva la pubblica quiete. Il proclama del giudice, chiuso dalle 9 alle 7 la mattina, disturbo alla quiete. Buonanotte Firenze, un colpo alla cultura. La cultura viaggia nell'aria, suono di voci, note, musica, fruscio di idee, non porta degrado, confonde facce di pietra, teste devote agli schermi. Oggi si spalanca la porta, si va in corteo, si parla dell'essere alla città dell'avere, rabbia, lavoro che muore. Sul sagrato del Carmine si inchiodano cartelli nell'afa di luglio. No alla città vetrina, la noia è normalità, adotta un libraio. Si muove il corteo, musica, dal furgone il suolo, Brasil, Brasil, il corteo ondeggia, samba, carrozzine avanzano a zigzag, la ragazza danza sul tetto rosso dell'ape, il trampoliere, i cani al guinzaglio, si distende l'orchestra, i cappelli di paglia, al centro la tromba, da una parte, dall'altra, teste, braccia, cartelle, seguono il movimento, sanfrediana alle finestre, le mani in alto, festanti. Si vede proprio, si vede, e qui si capisce anche questa tua forte dimensione visiva, no? Tu racconti proprio per colori, per movimento, è proprio così, hai una scrittura visiva. E anche ritmica, lo si sente. Sì, appunto, vado avanti insomma con questa ricerca multidimensionale. In definitiva trovo povera la ricerca che si limita alla parola, a distillare la parola come possiamo sapere. Almeno io sento questo bisogno di pluralità di dimensioni. Senti, e ti è venuto mai in mente di abbandonare la parola come significato e di usarla visivamente come diciamo, partendo dai futuristi, cioè l'idea di usare la parola come dimensione visiva in sé, cioè ti è venuta questa voglia mai, oppure hai bisogno del racconto? Perché mi sembra che tu abbia proprio bisogno sempre comunque di raccontare attraverso la poesia, no? Uno stato d'animo, un pensiero, cioè no, abbandonare questo significato e invece lavorare proprio sul visivo della parola stessa. Sì, sto cercando anche questo, cioè una dimensione che sto sperimentando, e non luoghi, finisce con una poesia bit, byte, byte, quindi questo suono. Poi ho fatto questa mostra di fotografie sulla Firenze riflessa, e quindi questa attenzione ai manichini e ai monumenti che si riflettevano nelle vetrine dei manichini, e ho composto dei versi in cui l'attenzione è anche alla composizione, la figura dello scritto
e al suono delle parole, insomma. Sì, perché viene da pensare che tu possa arrivare a una dimensione verbo-visiva, no? Non solo appunto di significato, ma anche dove la parola stessa di per sé è immagine. Mi sembra come un percorso che porterà in qualche modo forse a questo. Sì, ora sto lavorando sulla figura di un giullare che gira per Firenze, e rispetto a questi diversi luoghi di Firenze che ho fatto in questo periodo, Firenze riflessa, Firenze dietro la facciata, Firenze calpestata, eccetera, sono attraversati da questa figura di giullare, foto, parola, lettera. Sì, anche perché poi tu usi molto il web, pubblichi le tue poesie sulla recherche, quindi c'è questa dimensione anche molto forte, no, legata al virtuale, quindi senti la necessità di uscire dalla pagina. E cosa pensi però del libro tradizionale, cioè del libro di poesie ancora dove c'è il piacere dell'impaginazione, il piacere della carta, il piacere. Stiamo ritornando in realtà anche a questo, perché dopo l'invasione di questi ultimi anni, dove sembrava che questo libro si sarebbe spento pian piano a favore dei tablet, eccetera, invece scopriamo che anche gli Stati Uniti in questo momento stanno ritornando alla lettura del libro cartaceo. Tu cosa ne pensi di questo fenomeno, no? Del passaggio dal cartaceo al tablet, e ora forse anche di nuovo a un ritorno al cartaceo? Ma io personalmente sono affascinato dall'esperienza del libro d'artista, e quindi le esperienze fiorentine le ho seguite tutte. Non so, lavorando con la recherche, quei 7-8 ebook, per me è anche un cercare di rompere la linearità del libro. Il disegno si intromette e vorrei arrivare proprio a questo fascino, il libro d'artista, se passo passo mi riesce a arrivarci. Io penso che ci sia un rapporto continuo, cioè né internet sarà mai l'approdo definitivo, né verrà mai lasciato. Ci sarà un andirivieni, come sto sperimentando anche personalmente, insomma. Sì, questo infatti anche io penso così, è uno strumento, quindi come tanti strumenti non è un caso che noi abbiamo microfoni, eccetera, abbiamo ancora un lapis con cui scriviamo, quindi torniamo sempre a strumenti molto semplici. Io ti ringrazio moltissimo per questo incontro, che naturalmente, come sai, entrerà a far parte dell'archivio della Voce dei Poeti. Ti saluto con la speranza naturalmente di averti ancora all'archivio presto. Grazie a te, è stata un'occasione straordinaria. Complimenti per la bella stagione che hai organizzato, che hai promosso in quest'estate. Pensa che l'anno prossimo vola l'aeroplano, un foglio di poesia, un colpo di vento, solleva il muso in alto, improvviso l'aeroplano d'acciaio. Nonna valigia, grido, poi le bombe squassano il quartiere. Il terzo ed ultimo movimento di questa parte, di questa sezione autunno, è silenzio. Labirinto miraggio, il nulla al centro, scomposizione del reale, seduzione dell'invisibile. Ombra della sera, figura d'uomo allungata nella luce triste del tramonto, grappolo d'uva dimenticato al tralcio della vite nel tempo della vendemmia. Ascolto il silenzio dalla rocca di Populonia, lontano dalle spiagge, dai motori delle strade. La ruspice segue il volo del falco, coglie i segni del cielo per la nuova stagione. La violenza del giorno è lontana, la città cade nell'antico mistero, i sacerdoti in processione salgono all'altare per il sacrificio, nuovo sangue nutre la vita del mito.
Mi lascio andare, l'acqua accarezza il nuoto leggero, sotto di me le ombre, le creature del mare, sopra di me la luce di Febo, la bellezza a portata di mano. Un'altra parte segue il concerto per Flora. Flora è il nome della ninfa Flora, che viene da molti autori assimilata a Firenze, e per questo il riferimento è alla pittura e alla primavera del Botticelli con al centro Flora. L'interpretazione è che Flora rappresenti appunto Firenze. Vorrei leggere ora il primo movimento di questo concerto per Flora, la primavera. Flora esce con lieta baldanza dal bosco, sparge rose recise raccolte nel grembo, nel volto il sorriso della rinata Fiorenza. Al suo fianco strida di donna, frasche spezzate, zefiro le gote gonfie di vento, afferra clori, l'amata ninfa, zampilli di fiori dalla bocca. Il vento si ingorga nei pepli, li scuote, li increspa a onde in un turbinio continuo di stoffe, gremite di petali e fiori. Al centro del prato un tappeto di fiori, Venere accenna a un passo di danza, saluta un lievo gesto, l'arrivo della primavera. Riprende l'eterea danza delle grazie, Cupido sta per scoccare la freccia, bendato, un colpo e si accende il fuoco dell'amore. Mercurio nel bosco, profumato d'aranci in vesti da guerra, alza in alto il caduceo, cinto da due feroci serpenti avvinghiati. Trafigge l'ultima nube, residuo della discordia, mostra il tempo della pace. La tempesta vola via dalla città di Fiorenza, dalla terra dei Medici. C'è sempre un mescolare i tempi, no? In te c'è questo passato che riaffiora sempre, c'è il presente che si mescola e poi c'è sempre una dimensione di futuro nello stesso tempo. In ogni tua poesia io trovo questo, il riferimento a questi tre momenti temporali. È così? Sì. E infatti qui per esempio in questo concerto per Flora i tempi sono tre. Uno è dedicato, come ho detto, Primavera del Botticelli, il secondo è dedicato alle 12 tele che Vinicio Berti dedicò alla storia della Casa del Popolo di Peretola. All'inaugurazione per mi sembra 150 anni di vita regalò queste 13 tele e pensa un po', sono oggi queste favolose tele nella pizzeria della Casa del Popolo, circondano la sala. Stupenda, straordinaria questa cosa, non lo sapevo. E quindi per me questo è da vedere, bisogna farlo sapere poi. Questo è il presente. Questo è il presente. Ma è anche il passato. Vinicio Berti descrive in queste 13 tele la storia di questo borgo, di questo paese e quindi anche il futuro, cioè questa socialità, questa vita, questa speranza. Terzo tempo è Venere del Botticelli e quindi questa interpretazione che nella Venere Botticelli la terra che si vede non tanto Cipro quanto in una delle possibili interpretazioni del quadro è la Toscana e quindi questa dea Venere su questa nicchia
viene spinta dal vento, da Zefiro, verso la foce dell'Arno per risalirlo, portare la sua bellezza e la sua ricchezza a Fiorenza, ancora alla terra dei Medici. Quindi la speranza che la bellezza torni a fiorire. Torni a fiorire. E ci sono i due momenti, c'è Fiorenza, Tosca, che sarebbe un'eroina ripresa dalle tele di Vinicio Berti, e Venere si incontrano ai piedi degli Uffizi. Sì, è veramente, tu contamini veramente tutto presente, cioè tempo e luoghi, tempi e luoghi. Senti, e questa tua vita, La vita fa rumore invece? Questo è il tuo l'ultimo ultimo libro, sarà presentato mercoledì pomeriggio a Libri Liberi in via San Gallo. Ci fu un episodio nel 2013, un'ingiunzione del giudice di chiudere questa libreria, caffè libreria La Cité, per il troppo schiamazzo che veniva fatto la sera. In quel periodo Ponte Vecchio fu bloccato per la festa della Ferrari. Ecco, un centro di vita, secondo me, culturale, sociale, cioè si chiudeva e altre cose accadevano. E mi ritrovai a partecipare al corteo di protesta di una grandissima vitalità. I giovani, quello che non sono capaci, quindi il rumore sul sagrato di Santo Spirito, i chiodi per fare cartelli, la musica che suonava la samba, tutti si muovevano a passo di samba, e i giovani, i bambini nelle carrozzine, c'era un'ape rossa, e c'era una ballerina che ballava. E poi la cosa bella è che alle finestre di San Frediano la gente che si sporgeva dalle finestre e anche impostava, e quindi una cosa di grande vitalità. Ma perché ci fu un corteo per manifestare contro questa chiusura. Per manifestare, quindi ho cercato di cogliere questo momento, e quindi in questo libro c'è questo momento del lavoro, questa grande attenzione per il lavoro dei giovani, e quindi la memoria mi riporta ad altre figure del lavoro, ad altri momenti, e come c'era una grande musica in questo corteo, in questo evento, sono ritornato a Proust, e musica, il grande silenzio delle pagine di Proust. Quindi lui chiuso in questo studio foderato di sughero che chiamava l'Arca di Noè, in questo grande silenzio, quindi intorno a questo si chiude il libro parlando della figura di alcune figure di pittori e del silenzio di Proust, con una metafora fra quello che penso debba essere la mia poesia e queste immagini. Ci dai una lettura di una anteprima di questo tuo libro, visto che ancora non l'hai presentato? Volentieri, posso dare il senso del movimento di questo corteo, con la musica del samba. I giovani. Il titolo è la prima poesia, una specie di poemetto. Libreria, caffè, silenzio, ombre sedute sugli scaffali della Cité, sopra i libri della libreria, caffè, sul pianoforte, fra divani e abajur, salva la pubblica quiete. Il proclama del giudice, chiuso dalle 9 alle 7 la mattina, disturbo alla quiete. Buonanotte Firenze, un colpo alla cultura.
La cultura viaggia nell'aria, suono di voci, note, musica, fruscio di idee, non porta degrado, confonde facce di pietra, teste devote agli schermi. Oggi si spalanca la porta, si va in corteo, si parla dell'essere alla città dell'avere, rabbia, lavoro che muore. Sul sagrato del Carmine si inchiodano cartelli nell'afa di luglio. No alla città vetrina, la noia è normalità, adotta un libraio. Si muove il corteo, musica, dal furgone il suolo, Brasil, Brasil, il corteo ondeggia, samba, carrozzine avanzano a zigzag. La ragazza danza sul tetto rosso dell'ape, il trampoliere, i cani al guinzaglio, si distende l'orchestra, i cappelli di paglia. Al centro la tromba, da una parte, dall'altra, teste, braccia, cartelle, seguono il movimento. Sanfrediana alle finestre, le mani in alto, festanti. Si vede proprio, si vede, e qui si capisce anche questa tua forte dimensione visiva, no? Tu racconti proprio per colori, per movimento, è proprio così, hai una scrittura visiva. E anche ritmica, lo si sente. Sì, appunto, vado avanti insomma con questa ricerca multidimensionale. In definitiva trovo povera la ricerca che si limita alla parola, a distillare la parola come possiamo sapere. Almeno io sento questo bisogno di pluralità di dimensioni. Senti, e ti è venuto mai in mente di abbandonare la parola come significato e di usarla visivamente come diciamo, partendo dai futuristi, cioè l'idea di usare la parola come dimensione visiva in sé, cioè ti è venuta questa voglia mai, oppure hai bisogno del racconto? Perché mi sembra che tu abbia proprio bisogno sempre comunque di raccontare attraverso la poesia, no? Uno stato d'animo, un pensiero, cioè no, abbandonare questo significato e invece lavorare proprio sul visivo della parola stessa. Sì, sto cercando anche questo, cioè una dimensione che sto sperimentando, e non luoghi, finisce con una poesia bit, byte, byte, quindi questo suono. Poi ho fatto questa mostra di fotografie sulla Firenze riflessa, e quindi questa attenzione ai manichini e ai monumenti che si riflettevano nelle vetrine dei manichini, e ho composto dei versi in cui l'attenzione è anche alla composizione, alla figura dello scritto e al suono delle parole, insomma. Sì, perché viene da pensare che tu possa arrivare a una dimensione verbo-visiva, no? Non solo appunto di significato, ma anche dove la parola stessa di per sé è immagine. Mi sembra come un percorso che porterà in qualche modo forse a questo. Sì, ora sto lavorando sulla figura di un giullare che gira per Firenze, e rispetto a questi diversi luoghi di Firenze che ho fatto in questo periodo, Firenze riflessa, Firenze dietro la facciata, Firenze calpestata, eccetera, sono attraversati da questa figura di giullare, foto, parola, lettera.
Sì, anche perché poi tu usi molto il web, pubblichi le tue poesie sulla recherche, quindi c'è questa dimensione anche molto forte, no, legata al virtuale, quindi senti la necessità di uscire dalla pagina. E cosa pensi però del libro tradizionale, cioè del libro di poesie ancora dove c'è il piacere dell'impaginazione, il piacere della carta, il piacere. Stiamo ritornando in realtà anche a questo, perché dopo l'invasione di questi ultimi anni, dove sembrava che questo libro si sarebbe spento pian piano a favore dei tablet, eccetera, invece scopriamo che anche gli Stati Uniti in questo momento stanno ritornando alla lettura del libro cartaceo. Tu cosa ne pensi di questo fenomeno, no? Del passaggio dal cartaceo al tablet e ora forse anche di nuovo a un ritorno al cartaceo? Ma io personalmente sono affascinato dall'esperienza del libro d'artista, e quindi le esperienze fiorentine le ho seguite tutte. Non so, lavorando con la recherche, quei 7-8 ebook, per me è anche un cercare di rompere la linearità del libro. Il disegno si intromette e vorrei arrivare proprio a questo fascino, il libro d'artista, se passo passo mi riesce a arrivarci. Io penso che ci sia un rapporto continuo, cioè né internet sarà mai l'approdo definitivo né verrà mai lasciato. Ci sarà un andirivieni, come sto sperimentando anche personalmente, insomma. Sì, questo infatti anche io penso così, è uno strumento, quindi come tanti strumenti non è un caso che noi abbiamo microfoni eccetera, abbiamo ancora un lapis con cui scriviamo, quindi torniamo sempre a strumenti molto semplici. Io ti ringrazio moltissimo per questo incontro, che naturalmente, come sai, entrerà a far parte dell'archivio della Voce dei Poeti. Ti saluto con la speranza naturalmente di averti ancora all'archivio presto. Grazie a te, è stata un'occasione straordinaria. Complimenti per la bella stagione che hai organizzato, che hai promosso in quest'estate. Pensa che l'anno prossimo sarà. Vola l'aeroplano, un foglio di poesia, un colpo di vento, solleva il muso in alto, improvviso l'aeroplano d'acciaio. Nonna valigia, grido, poi le bombe squassano il quartiere. Il terzo ed ultimo movimento di questa parte, di questa sezione autunno, è silenzio. Labirinto miraggio, il nulla al centro, scomposizione del reale, seduzione dell'invisibile. Ombra della sera, figura d'uomo allungata nella luce triste del tramonto, grappolo d'uva dimenticato al tralcio della vite nel tempo della vendemmia. Ascolto il silenzio dalla rocca di Populonia, lontano dalle spiagge, dai motori delle strade. La ruspice segue il volo del falco, coglie i segni del cielo per la nuova stagione. La violenza del giorno è lontana, la città cade nell'antico mistero, i sacerdoti in processione salgono all'altare per il sacrificio, nuovo sangue nutre la vita del mito. Mi lascio andare, l'acqua accarezza il nuoto leggero, sotto di me le ombre, le creature del mare, sopra di me la luce di Febo, la bellezza a portata di mano. Un'altra parte segue il concerto per Flora. Flora è il nome della ninfa Flora, che viene da molti autori assimilata a Firenze, e per questo il riferimento è alla pittura e alla primavera del Botticelli con al centro Flora. L'interpretazione
e che Flora rappresenti appunto Firenze. Vorrei leggere ora il primo movimento di questo concerto per Flora, La primavera. Flora esce con lieta baldanza dal bosco, sparge rose recise raccolte nel grembo, nel volto il sorriso della rinata Fiorenza. Al suo fianco strida di donna, frasche spezzate, zefiro le gote gonfie di vento, afferra clori, l'amata ninfa, zampilli di fiori dalla bocca. Il vento si ingorga nei pepli, li scuote, li increspa a onde in un turbinio continuo di stoffe, gremite di petali e fiori. Al centro del prato un tappeto di fiori, Venere accenna a un passo di danza, saluta un lievo gesto, l'arrivo della primavera. Riprende l'eterea danza delle grazie, Cupido sta per scoccare la freccia, bendato, un colpo e si accende il fuoco dell'amore. Mercurio nel bosco, profumato d'aranci in vesti da guerra, alza in alto il caduceo, cinto da due feroci serpenti avvinghiati. Trafigge l'ultima nube, residuo della discordia, mostra il tempo della pace. La tempesta vola via dalla città di Fiorenza, dalla terra dei Medici. C'è sempre un mescolare i tempi, no? In te, c'è questo passato che riaffiora sempre, c'è il presente che si mescola e poi c'è sempre una dimensione di futuro nello stesso tempo. In ogni tua poesia io trovo questo, il riferimento a questi tre momenti temporali. È così? Sì. E infatti qui per esempio in questo concerto per Flora i tempi sono tre. Uno è dedicato, come ho detto, Primavera del Botticelli, il secondo è dedicato alle 12 tele che Vinicio Berti dedicò alla storia della Casa del Popolo di Peretola. All'inaugurazione per mi sembra 150 anni di vita regalò queste 13 tele e pensa un po', sono oggi queste favolose tele nella pizzeria della Casa del Popolo, circondano la sala. Stupenda, straordinaria questa cosa, non lo sapevo. E quindi per me questo è da vedere, bisogna farlo sapere poi. Questo è il presente. Questo è il presente. Ma è anche il passato. Vinicio Berti descrive in queste 13 tele la storia di questo borgo, di questo paese e quindi anche il futuro, cioè questa socialità, questa vita, questa speranza. Terzo tempo è Venere del Botticelli e quindi questa interpretazione che nella Venere di Botticelli la terra che si vede è non tanto Cipro quanto in una delle possibili interpretazioni del quadro è la Toscana e quindi questa dea Venere su questa nicchia viene spinta dal vento, da Zefiro, verso la foce dell'Arno per risalirlo, portare la sua bellezza e la sua ricchezza a Fiorenza, ancora alla terra dei Medici. Quindi la speranza che la bellezza torni a fiorire. Torni a fiorire. E ci sono i due momenti, c'è Fiorenza, Tosca, che sarebbe un'eroina ripresa dalle tele di Vinicio Berti, e Venere si incontrano
ai piedi degli Uffizi. Sì, è veramente, tu contamini veramente tutto, presente, cioè tempo e luoghi, tempi e luoghi. Senti, e questa tua vita, La vita fa rumore invece? Questo è il Sì, tuo è l'ultimo ultimo libro, sarà presentato mercoledì pomeriggio a Libri Liberi in via San Gallo. Ci fu un episodio nel 2013, un'ingiunzione del giudice di chiudere questa libreria, caffè libreria La Cité, per il troppo schiamazzo che veniva fatto la sera. In quel periodo Ponte Vecchio fu bloccato per la festa della Ferrari. Ecco, un centro di vita, secondo me, culturale, sociale, cioè si chiudeva e altre cose accadevano. E mi ritrovai a partecipare al corteo di protesta di una grandissima vitalità. I giovani, quello che non sono capaci, quindi il rumore sul sagrato di Santo Spirito, i chiodi per fare cartelli, la musica che suonava la samba, tutti si muovevano a passo di samba, e i giovani, i bambini nelle carrozzine, c'era un'ape rossa e c'era una ballerina che ballava. E poi la cosa bella è che alle finestre di San Frediano la gente che si sporgeva dalle finestre e anche impostava, e quindi una cosa di grande vitalità. Ma perché ci fu un corteo per manifestare contro questa chiusura. Per manifestare, quindi ho cercato di cogliere questo momento, e quindi in questo libro c'è questo momento del lavoro, questa grande attenzione per il lavoro dei giovani, e quindi la memoria mi riporta ad altre figure del lavoro, ad altri momenti, e come c'era una grande musica in questo corteo, in questo evento, sono ritornato a Proust, e musica il grande silenzio delle pagine di Proust. Quindi lui chiuso in questo studio foderato di sughero che chiamava l'Arca di Noè, in questo grande silenzio, quindi intorno a questo si chiude il libro parlando della figura di alcune figure di pittori e del silenzio di Proust, con una metafora fra quello che penso debba essere la mia poesia e queste immagini. Ci dai una lettura di una anteprima di questo tuo libro, visto che ancora non l'hai presentato? Volentieri, posso dare il senso del movimento di questo corteo, incontro con la musica del samba. I giovani. Il titolo è la prima poesia, una specie di poemetto. Libreria, caffè, silenzio, ombre sedute sugli scaffali della Cité, sopra i libri della libreria, caffè sul pianoforte, fra divani e abajur, salva la pubblica quiete. Il proclama del giudice, chiuso dalle 9 alle 7 la mattina, disturbo alla quiete. Buonanotte Firenze, un colpo alla cultura. La cultura viaggia nell'aria, suono di voci, note, musica, fruscio di idee, non porta degrado, confonde facce di pietra, teste devote agli schermi. Oggi si spalanca la porta, si va in corteo, si parla dell'essere alla città dell'avere, rabbia, lavoro che muore. Sul sagrato del Carmine si inchiodano cartelli nell'afa di luglio. No alla città vetrina, la noia è normalità, adotta un libraio.
Si muove il corteo, musica, dal furgone il suolo, Brasil, Brasil. Il corteo ondeggia, samba, carrozzine avanzano a zigzag. La ragazza danza sul tetto rosso dell'ape, il trampoliere, i cani al guinzaglio, si distende l'orchestra, i cappelli di paglia. Al centro la tromba, da una parte, dall'altra, teste, braccia, cartelle, seguono il movimento. Sanfrediana alle finestre, le mani in alto, festanti. Si vede proprio, si vede, e qui si capisce anche questa tua forte dimensione visiva, no? Tu racconti proprio per colori, per movimento, è proprio così, hai una scrittura visiva. E anche ritmica, lo si sente. Sì, appunto, vado avanti insomma con questa ricerca multidimensionale. In definitiva trovo povera la ricerca che si limita alla parola, a distillare la parola come possiamo sapere. Almeno io sento questo bisogno di pluralità di dimensioni. Senti, e ti è venuto mai in mente di abbandonare la parola come significato e di usarla visivamente come diciamo, partendo dai futuristi, cioè l'idea di usare la parola come dimensione visiva in sé, cioè ti è venuta questa voglia mai, oppure hai bisogno del racconto? Perché mi sembra che tu abbia proprio bisogno sempre comunque di raccontare attraverso la poesia, no? Uno stato d'animo, un pensiero, cioè no, abbandonare questo significato e invece lavorare proprio sul visivo della parola stessa. Sì, sto cercando anche questo, cioè una dimensione che sto sperimentando, e non luoghi, finisce con una poesia bit, byte, byte, quindi questo suono. Poi ho fatto questa mostra di fotografie sulla Firenze riflessa, e quindi questa attenzione ai manichini e ai monumenti che si riflettevano nelle vetrine dei manichini, e ho composto dei versi in cui l'attenzione è anche alla composizione, la figura dello scritto e al suono delle parole, insomma. Sì, perché viene da pensare che tu possa arrivare a una dimensione verbo-visiva, no? Non solo di significato, ma anche dove la parola stessa di per sé è immagine. Mi sembra come un percorso che porterà in qualche modo forse a questo. Sì, ora sto lavorando sulla figura di un giullare che gira per Firenze, e rispetto a questi diversi luoghi di Firenze che ho fatto in questo periodo, Firenze riflessa, Firenze dietro la facciata, Firenze calpestata, eccetera, sono attraversati da questa figura di giullare, foto, parola, lettera. Sì, anche perché poi tu usi molto il web, pubblichi le tue poesie sulla recherche, quindi c'è questa dimensione anche molto forte, no? Legata al virtuale, quindi senti la necessità di uscire dalla pagina. E cosa pensi però del libro tradizionale, cioè del libro di poesie ancora dove c'è il piacere dell'impaginazione, il piacere della carta, il piacere... Stiamo ritornando in realtà anche a questo, perché dopo l'invasione di questi ultimi anni, dove sembrava che questo libro si sarebbe spento pian piano a favore dei tablet, eccetera, invece scopriamo che anche gli Stati Uniti in questo momento stanno ritornando alla lettura del libro cartaceo. Tu cosa ne pensi di questo fenomeno, no? Del passaggio dal cartaceo al tablet, e ora forse anche di nuovo a un ritorno al cartaceo? Ma io personalmente sono affascinato dall'esperienza del libro d'artista, e quindi le esperienze fiorentine le ho seguite tutte.
non so, lavorando con la recherche, quei 7-8 ebook, per me è anche un cercare di rompere la linearità del libro. Il disegno si intromette e vorrei arrivare proprio a questo fascino, il libro d'artista, se passo passo mi riesce a arrivarci. Io penso che ci sia un rapporto continuo, cioè né internet sarà mai l'approdo definitivo né verrà mai lasciato. Ci sarà un andirivieni, come sto sperimentando anche personalmente, insomma. Sì, questo infatti anche io penso così, è uno strumento, quindi come tanti strumenti non è un caso che noi abbiamo microfoni eccetera, cioè abbiamo ancora un lapis con cui scriviamo, quindi torniamo sempre a strumenti molto semplici. Io ti ringrazio moltissimo per questo incontro, che naturalmente, come sai, entrerà a far parte dell'archivio della Voce dei Poeti. Ti saluto con la speranza naturalmente di averti ancora all'archivio presto. Grazie a te, è stata un'occasione straordinaria. Complimenti per la bella stagione che hai organizzato, che hai promosso in quest'estate. Pensa che l'anno prossimo sarà